Sì, grazie per l'invito, è una bellissima occasione essere qua e spero di continuare sull'onda entusiastica di Marco nel presentare i risultati del nostro lavoro dell'applicazione modellistica. Come ha detto Marco in chiusura, bisogna credere ai modelli perché nell'MRV, quindi nel carbon farming, oggi non possiamo misurare in campo, dobbiamo quindi fare delle stime, dobbiamo farlo quindi con un sistema che sia affidabile e quindi usiamo i modelli di simulazione per andare avanti. Allora, ok, i modelli di simulazione ci permettono di rappresentare l'intero sistema e, sì, è andato, e ci permettono di farlo in modo dinamico e quindi a differenza di soluzioni di machine learning, per quanto bellissime, ci permettono di cogliere la dinamica e allo stesso tempo contemporaneamente simulare non solo lo stoccaggio di carbonio, ma anche le produzioni, le emissioni di protossido di azoto, tutte le voci del bilancio dell'acqua e dell'azoto. Quindi tutti elementi chiave per avere, diciamo, una lettura comprensiva dell'effetto delle gestioni. E poi ci permettono chiaramente quindi di fare scenari what if e di fare anche stime sugli effetti anche del cambiamento climatico. Quindi qua ho schematizzato, ho ultra schematizzato quello che fa il modello, quindi inserisce la coltura all'interno di un sistema che è quello del suolo, dove avvengono le dinamiche di acqua, di carbonio e di azoto, tutto veicolato, tutto modulato dal clima che cambia giornalmente e meglio le condizioni meteo che cambiano giornalmente e la gestione agronomica, quindi le applicazioni di concimi minerali, di matrici organiche di diversa natura, irrigazione, lavorazione del terreno e gestione dei residui. Chiaramente ha un ruolo centrale soprattutto nella loro decomposizione. E poi il modello è capace quindi di dare in uscita tutte le voci del bilancio dell'azoto, in particolare vedete anche tutti i gas in uscita, tra cui appunto quelli gas serra che sono protossido, CO2 e metano. Il modello è modulare, simula inoltre le condizioni, i parametri idrologici e fisici del terreno a scala giornaliera, implementa le migliori soluzioni in modo anche versatile e diciamo in alternativa si possono scegliere diverse soluzioni sia per l'acqua sia per la crescita culturale è necessario parametrizzare. Che cosa sono i parametri? I parametri sono quei coefficienti che rientrano all'interno degli algoritmi che spiegano, che rappresentano i diversi processi. Questi parametri non sono i dati di input, ma sono dei valori che devono essere calibrati perché il modello poi sia attendibile in tantissime diverse condizioni di simulazione. Per fare questo, questi sono i due moduli di carbonio, azoto, ma ci torno. Per fare questo abbiamo calibrato e validato il modello. Recentemente abbiamo ricevuto anche la certificazione di Verra, che è l'unico ente certificatore che prova l'affidabilità di un modello di simulazione, utilizzando 402 data points, quindi dati singoli di stoccaggio di carbonio da 74 pubblicazioni scientifiche in tutta Europa. E abbiamo fatto altrettanto anche per il protossido di azoto. Questo per arrivare a calibrare il modello in un'ampia gamma di practice change, le cosiddette CRCF, quindi le pratiche del carbon farming, che sono nell'alveo della soil disturbance, della crop rotation, della riduzione delle dosi di azoto, anche se non è molto efficace, e del passaggio da concimi minerali a concimi organici. Quindi per fare questo è necessario soddisfare tutti i requisiti di Verra che impongono che i dati trovati in letteratura, quelli che vi ho fatto vedere prima nella mappa, siano di lungo periodo, che coinvolgano almeno una practice change, almeno una classe delle colture. Le colture sono suddivise in 5 classi a seconda del tipo di fotosintesi, C3, C4, se sono leguminose o meno e se sono perenni o meno. E noi siamo riusciti a fare tutta questa matrice di combinazioni
considerando appunto sia carbonio sia protossido di azoto. E per farla veloce abbiamo poi messo abbiamo messo a confronto la variabilità del dato osservato, perché il dato osservato non è un punto, ma è un punto che, come faceva vedere Marco, si porta dietro una variabilità enorme. E Verda ti dice: fammi vedere che il tuo bias, quindi il tuo errore simulato, rientri in questa variabilità osservata. E così abbiamo fatto, e adesso vi faccio vedere velocissimamente tutta una carrellata molto bella del nostro delta SOC, perché Verda ti chiede: fammi vedere l'addizionalità, il famoso delta che tu hai rispetto alla baseline, dove la baseline è sempre il business as usual di cui abbiamo già parlato, però sito specifico, non una baseline generale, ma è quello che hai fatto fino al giorno prima dell'implementazione della pratica. E quindi qua si vede che questo delta, quindi questo beneficio che abbiamo, quello che poi a cui corrispondono poi i cosiddetti crediti di carbonio, sono simulati bene per le diverse 5 categorie delle crop, per le diverse practice change, quelle che ho nominato prima. Nei 4 diversi climi abbiamo seguito la classificazione IPCC, quindi 4 climi per tutta Europa, cool e warm, e entrambi moist e dry. E poi anche Gara chiede anche di far vedere che il modello è capace di simulare bene anche prendendo dati osservati da diversi metodi di analisi, quindi per combustione o per ossidazione con matrice umida. E quindi in generale questo grafico di quantili che abbiamo a destra ci dice sostanzialmente che diciamo, la distribuzione di questo delta, quella osservata o meglio, quella simulata riflette molto bene quella osservata, e quindi abbiamo diciamo una buona performance, e questo vale anche per il protossido di azoto. Perché è importante simulare bene anche il protossido di azoto? Qua non mi dilungo, siamo stati bravissimi, figata, però quello che ci interessa vedere è che è fondamentale avere anche protossido di azoto, perché quello che ci chiede il DG Clima, Emanuele Sicuro, che abbiamo visto stamattina, ma anche la sua collega Valeria Ferrini, ci chiedono di verificare questo, cioè, o meglio, di stimare questa equazione, dove è richiesto di mettere in uno stesso calcolo, in uno stesso bilancio, non solo il carbon removal, che vedere, ma anche i GHG associati. Quindi di azoto e metano. Metano gioca molto poco se non in risaia, quindi morale bisogna lavorare sul protossido che è 300 volte la soluzione. Perché poi l'unità di misura di questo bilancio chiaramente sono di CO2 equivalenti che abbiamo in un anno. E è importante anche questo cioè l'incertezza. Il modello di simulazione che abbiamo appunto che abbiamo utilizzato, di questo abbiamo calcolato anche l'incertezza, quindi l'incertezza strutturale, quindi del range possibile dei parametri, e l'incertezza data dal fatto che le condizioni iniziali variano. E quindi abbiamo un carbonio iniziale che varia in una certa percentuale, e quindi questa incertezza, che tipicamente va dal 15 al 20%, anche per il nostro modello, riesce a dare poi una risposta che è quella che chiede il mercato e che chiede anche il DigiClima. Vado avanti per dire che poi all'interno di un progetto molto bello, Horizon, che è appena partito, di La Sporsois, dove siamo dentro l'ERSAF e anche con i colleghi della Cattolica di Piacenza, simuleremo 100 siti sperimentali che appartengono a 5 e ci è stato chiesto di simulare non solo il carbonio, ma anche le frazioni di sostanza organica, POM e MAE, quindi frazioni quelle più grossolane e quelle più, diciamo, stabili, perché ormai il mondo scientifico si è spostato appunto sulla rappresentazione delle dinamiche dell'azoto, guardando appunto queste due frazioni in particolare, POM e MAE. Questa è una slide che ho rubato
Colorado State University, dove si vede appunto che il POM è la frazione che deriva dai residui e quindi ha un turnover veloce, quindi una lifetime però da 1 a 50 anni, dipende chiaramente dalla natura del residuo, e il modello nostro è capace di tenere in considerazione le differenze tra il residuo di una leguminosa, di un cereale estivo o invernale, culture da taglio, per esempio il foraggiere medica, ma anche come i prati stabili, mentre il MAUM è quella frazione stabile legata agli aggregati minerali del suolo, e qui vedete che poi il MAUM ha un rapporto CN più basso perché la frazione dell'azoto è più elevata. Quindi qua rientra in gioco il fatto che non possiamo simulare un carbonio adeguatamente se non simuliamo bene la dinamica dell'azoto. E in particolare dobbiamo pensare che dobbiamo rappresentare, ed è quello che fa il nuovo modulo di Almosa sul frazionamento della sostanza organica, facendo entrare in gioco in modo attivo il microbiota, quindi che è il burattinaio che muove sostanzialmente la stabilizzazione, quindi il passaggio da POM con le uscite dei gas. E per fare questo, appunto, stiamo usando per ora i dati presi da 4 esperienze, Torino, Milano, Piacenza e Cremona, in condizioni molto diverse, con dati dove... Quindi dicevi Stefano. Okay. Dove abbiamo fatto una bella calibrazione multisito, abbiamo poi messo insieme tutti i dati per vedere appunto che le diverse frazioni, quindi carbonio microbico, carbonio disciolto, carbonio legato alla frazione POM, carbonio legato alla frazione MAUM, sono ben rappresentati in questi siti. Per ogni situazione abbiamo identificato una baseline. La baseline appunto è lo stato di partenza, quindi cosa hai fatto fino al giorno prima di implementare la pratica, e qui si vede appunto che questo è il nostro sito sperimentale dell'azienda di Milano, dove misuriamo anche i gas serra a scala in modo continuo, e abbiamo un no-till e un minimum tillage confrontati con un convenzionale. Abbiamo una buona lei non poteva essere presente, usando gli stessi parametri, poi abbiamo anche tutti i nostri dati ancillari ben simulati, e usando gli stessi parametri, quindi facendo una parametrizzazione multisito, quindi più stabile, abbiamo simulato anche quello che succede al Cerzò, lei è incolpevole, però sperimentale che abbiamo a Piacenza, e con i colleghi della Cattolica, e anche in questo caso con una variabilità, diciamo, con le discussioni osservati molto elevati, comunque il trend vediamo che lo prendiamo sia sul convenzionale sia nel no-till negli ultimi 15 anni. Quindi qua vediamo appunto quegli slope molto modesti di questa mattina quando intervenivo insieme ai colleghi del Veneto. E invece poi a Torino mettiamo a confronto sistemi foraggieri diversi, anche in questo caso abbiamo una baseline che invece è una monocoltura di mais solo con concimazione minerale in un suolo molto sciolto, quindi con un tasso di mineralizzazione elevato. Anche qui si vede che negli ultimi 6 anni grandi differenze tra un mais in monocoltura, con un mais con medica, con o senza letame, non vediamo grandi differenze. Quindi abbiamo dei suoli difficili effettivamente in pianura padana, perché abbiamo temperature molto elevate in estate che ossidano parecchio la sostanza organica. E poi qua abbiamo fatto un lavoro, un sistema low input a Cremona con diverse cover crop, abbiamo il tillage radish con la segale, con la beccia, con varie soluzioni mix. E anche in questo caso vediamo un timido aumento di pomme e maum, soprattutto quando entra in gioco la segale, perché ovviamente è un cereale. Sì, abbiamo finito.
E poi niente, diverse soluzioni modellistiche, o meglio, diversi scenari simulati ci portano a diversi stoccaggi di carbonio. Qua avevo solo voluto mettere degli esempi e in generale per chiudere, quello che ci permette di fare il modello è guardare sicuramente le dinamiche degli osservati, le dinamiche dei simulati e scopriamo quanto abbiamo già detto prima, quindi che l'input di sostanza organica è fondamentale, quindi va aumentato e al contempo bisogna limitare le uscite, limitando il disturbo al suolo, ma le lavorazioni ridotte hanno un beneficio solo e soltanto se accompagnate con un aumento della sostanza organica. E ho chiuso. Dai, è stata brava. Brava, 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 brava.